ministro Paolo Savona, reduce da una mattinata di dialogo con il giornalista Mario Secchi e con gli altri intervistatori, con una platea che da lui si aspettava certamente prese di posizioni forti su Europa, finanziaria, governo, e lui da abile, non tanto politico ma da accademico, ha cercato insomma di non sottrarsi alle domande, entrando anche in alcuni casi a toccare la ciccia del problema. Io vorrei soprattutto partire dal ragionamento sulla famosa sua lettera di settembre a Juncker, alla quale non aveva ricevuto risposta, e invece le posizioni ultime di Juncker, che sembrano quasi in ritardo, riposizionarsi su quelle questioni. Lei stesso poi con una battuta ha detto: ma alla fine il nostro vice premier che gli ha risposto su questi ravvedimenti da lacrime di coccodrillo forse non aveva tutti i torti. Beh sì, certo, togliamo la parte polemica come io ho detto e lasciamo la sostanza. Certamente loro hanno la possibilità, attraverso le società che fanno analisi di opinioni, gli opinionisti, di capire che gli umori contro l'Europa crescono, ma non sono contro l'Europa come tale, l'organizzazione europea o l'idea di Europa, né contro l'euro, che è, direi, uno strumento indispensabile perché il mercato funzioni bene, ma proprio avvertono che può diventare un qualcosa che mette a serio rischio l'intera organizzazione. Se loro stanno percependo questo, sia perché vivono, sia perché a un certo punto avvertono i rischi che corrono, io non lo so qual è il motivo che li spinga, mi auguro che questa sia la direzione e spero che tutto ciò avvenga prima delle elezioni, affinché le elezioni non siano basate sulla paura di ciò che succede dopo, ma sulla speranza che si costruisca meglio. Ecco, un altro passaggio è stato legato a Macron. A me è parso che in un momento di grande difficoltà, quale quella che sta attraversando, soprattutto dal punto di vista interno, il presidente francese, la sua apertura, che poi immagino sia anche una timida apertura anche che impegna tutto il governo, avvenga questa volta da una posizione tutto sommato di forza. Gli osservatori dicono: ma in questo momento c'è grande tensione in Gran Bretagna, c'è grande tensione in Francia, c'è un po' di tensione in Germania col cambio di leadership che è alle porte. Alla fine la tanto vituperata Italia è quella che sta assicurando, non dico più stabilità, ma un governo che ha ancora il 60% diciamo così, di posizioni favorevoli da parte degli italiani. Perciò i nostri ex avversari, quelli che avevano grande stabilità dalla loro, sono in grande difficoltà, e voi questa volta sembrate essere quasi in posizione di forza. Noi siamo coscienti come governo di questa situazione, naturalmente non abbiamo solo una lettura all'Italia a posizione di forza, perché l'Italia ha pur sempre la debolezza che in termini degli accordi raggiunti c'è un rapporto debito-PIL estremamente elevato che la rende vulnerabile, da cui appunto la posizione insistente sia nel documento che personale, e troviamo una soluzione per questo problema, perché il problema dell'eccesso di debito pubblico sul PIL non è un problema che domina il futuro dell'Europa o che dovrebbe dominare, quindi dobbiamo uscirne. Il discorso del riavvicinamento sono auspici, certamente io insisto che il sistema dei valori, degli obiettivi dell'articolo 3 del testo unico dei trattati europei, dove c'è l'elenco di tutto ciò che l'Europa vuol fare e in particolare vuol raggiungere la piena occupazione e potenziare il benessere sociale, richiede unione, non divisione, altrimenti andiamo in direzione opposta. Bisogna essere coscienti del fatto che l'economia aperta, i mercati aperti, la società aperta in una situazione di stabilità monetaria e finanziaria è il modo migliore per servire gli interessi popolari e difendere il benessere sociale. Una penultima cosa: oggi il tema era la Sardegna incontro all'Europa. In un ideale viaggio dalla tua teoria della pentola bucata al sogno della seconda rinascita degli anni 2000, dell'inizio anni 2000 alla situazione attuale, cosa siamo ancora in tempo a fare attraverso l'Europa qua in questa terra bellissima ma che non riesce a uscire da 30-40 anni di lunghissima crisi? Ma c'è stato un momento, e c'erano buoni motivi per dire che l'idea era buona, in cui si è ritenuto che per uscire, chiamiamolo, dall'arretratezza dell'economia in particolare, non della cultura, perché la cultura sarda è di pari livello e dignità di quella del resto del mondo, era quello di puntare sulle
produzioni, chiamiamole, non al di fuori del territorio, e quindi è stata creata la grande industria chimica, la grande industria dell'alluminio, siderurgica, ecco, tutte queste cose qua che si sono mostrate effettivamente incoerenti rispetto al costo e alla dimensione che esse dovevano raggiungere, ed è stato per certi versi trascurato il territorio. Quindi adesso stiamo tornando alla valorizzazione del territorio, cioè l'industria agroalimentare, l'industria turistica e manifatturiero 2.0. Esatto, e quindi in questa nuova fase, in questa costruzione che naturalmente va anche spiegata all'Europa e quindi seguita con una certa concentrazione di mezzi, il recupero di ciò che il territorio può dare diventa l'aspetto fondamentale del futuro della Sardegna, e io credo, appunto, come le statistiche ci stanno dando conferma, è che da lì che la Sardegna sta andando verso, sta uscendo dalla crisi. Ecco. Quando avverrà occorrerà tempo, e quindi oggi abbiamo parlato dei vincoli europei che si frappongono e anche dei vincoli, chiamiamoli culturali politici, cioè questa idea che la redistribuzione del reddito avvenga prima della produzione è un'idea che va messa a fuoco. Capisco gli aspetti sociali, però per distribuire bisogna produrre. Ultima domanda che mi sono lasciato alla fine, quella birichina, tanto so già che lei mi risponderà in maniera o scherzosa o mi manderà a quel paese. Dico, lei è esponente di un governo di punta dal punto di vista diciamo così intellettuale, è stata chiamata per essere un frontman, all'inizio ne hanno fatto proprio una bandiera per dargli anche un po' di sostanza, per dargli un po' di peso, di una maggioranza che noi chiamiamo giallo-verde, una maggioranza che non si era presentata alle elezioni, che fa parte di due schieramenti diversi, da una parte il Movimento 5 Stelle e dall'altra parte la Lega. Lei, cittadino sardo, sa che qua si vota per le regionali, questi due partiti saranno contrapposti. Secondo lei come sarà possibile gestire, o come è possibile gestire tutte queste competizioni elettorali salvaguardando il contratto e la tenuta del governo? Mi sembra che la domanda sia un po' troppo ampia. Arriviamo al punto fondamentale. Attualmente queste forze al governo nazionale sono forze che hanno preso una spinta di un popolo o di elettori che erano insoddisfatti e li hanno portati dentro le istituzioni, quindi hanno accettato il principio democratico e si sono trovati nel non facile compito di governare. Questa è la situazione. In Sardegna accadrà lo stesso? Io me lo auguro da sardo. Grazie professore.